Per lavorare il quadrifoglio io uso il verde scuro e comincio con un anello magico di 6 maglie basse, chiudo l'anello e lavoro 6 aumenti. Terzo giro, lavoriamo un punto basso e un aumento 6 volte e abbiamo alla fine del giro 18 punti. Prossimi due giri, il giro quarto e il quinto, lavoriamo 18 punti. E dopo questi due giri tagliamo il filo, facciamo una maglia bassissima e tagliamo il filo. Questa è la prima calotta, perché lavoreremo un cuore. Praticamente il nostro quadrifoglio sarà un insieme di 4 cuoricini. Io ho lavorato anche la seconda calotta e adesso dobbiamo unirli. Lavoro 9 punti bassi, e poi prendo la prima calotta che già è lavorata e lavoro 18 punti bassi. E poi lavoro i 9 punti rimasti sulla seconda calotta. Prossimo giro 7, dobbiamo fare la sequenza 8 punti bassi e un aumento,
4 volte questa sequenza e alla fine abbiamo 40 punti. Giro 8, dobbiamo lavorare 40 punti. Dal giro 9 iniziamo con le diminuzioni. 8 punti base, una diminuzione, giro 10 7 punti base, una diminuzione, 11 6 punti base, una diminuzione, 12 5 punti base, una diminuzione, così fino al giro 14 con 3 punti base e una diminuzione e arriviamo a 16 punti, l'ultimo giro 14 e inizio io con il primo giro di diminuzioni. Con 8 punti bassi e una diminuzione. E così tutte le 4 diminuzioni ogni giro fino al 14° giro. Io ho lavorato i 6 giri di diminuzioni e adesso devo riempire molto leggermente il cuoricino solo per dare la forma. E da questo punto non dobbiamo più riempire. Il prossimo giro 15, 15, 16, i prossimi giri 15, 16 e 17 sono tutti di diminuzioni. Giro 15 con 2 punti bassi e una diminuzione tutto il giro, poi un punto basso e una diminuzione e l'ultimo giro con 4 diminuzioni e finiremo il nostro cuoricino. 2 e una diminuzione. La seconda diminuzione, no. 2, la terza diminuzione, no. 2, l'ultima diminuzione del giro 15 e procedo con le diminuzioni nel giro prossimo 16 con un punto basso
e una diminuzione, sono all'ultimo giro dove faremo 4 diminuzioni e finiremo il cuoricino. E faccio una maglia bassissima e ecco, taglio un filo più lungo perché mi servirà coprire il filo di ferro che sarà inserito. Vediamo insieme come questo è il cuoricino. Dobbiamo lavorare anche 3 nello stesso modo. 3 li ho lavorato. E con uno di questi fili devo cucirli sul lato, attaccando un cuore all'altro.
Se è necessario potete cucire il buco di unione delle calotte, se volete. E dopo che ho cucito tutti i cuoricini, dobbiamo inserire il filo di ferro che funga da gambo. Prima dobbiamo lavorare un disco fino a 12 punti. Il disco lo faremo con un anello magico, ma non chiudiamo l'anello per poter inserire il filo. Faccio 6 punti bassi in questo anello. Due, 3, 4, 5 e 6. Non chiudiamo e adesso faccio 6 aumenti. Prima faccio una maglia bassissima e poi l'aumento nello stesso punto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 e un punto bassissimo. Lascio un filo per cucire. Questo filo di ferro lo piego nella punta, in una estremità, e faccio un anello. E tutti questi fili vengono inseriti in questo anello. E poi il mio disco entra così, e anche i nostri fili che con cui dobbiamo coprire il filo di ferro. Con questo filo cucio il disco. Dopo che ho cucito il mio disco e ho coprito con fili rimasti il mio filo di ferro, adesso ricamiamo con filo verde chiaro. Ho pensato a un ricamo più semplice per tutti, per non essere difficile farlo. E come vedete facciamo questi piccolellini e da questo punto lascio 1, 2, 3, 4 giri dal centro, 1, 2, e di cui io conto 1, 2, 3, 4, 5
e nella metà del la mia calotta metto un spillo e poi faccio così e poi dove è la metà del mio cuoricino tra le due calotte a 2 giri metto qui, inserisco qui il mio ago e esco dove ho messo il spillo e tiro nello stesso punto, nello stesso buco, inserisco di nuovo il mio ago e esco dove sono partita nella metà del mio cuoricino. Adesso di nuovo 1-2 giri nel mezzo di qua, metto il mio spillo e poi da qui io conto di nuovo 1 2 3 4 5 e 6 e qui inserisco il mio ago tra i due cuoricini e esco di nuovo dove ho messo il mio spillo. Tiro il filo e inserisco di nuovo in questo punto dove era il mio spillo. Esco qui e di nuovo conto 1 2 3 4 5 qui nel mezzo nella metà della calotta, metto il mio spillo e poi così faccio e conto anche 2 o 3 giri dal dentro, inserisco l'ago, esco dove ho messo il mio spillo e di nuovo in questo punto esco con l'ago qui 1 2 metto il mio spillo così e entro esco dove ho messo il spillo e di nuovo inserisco nello stesso punto e così abbiamo fatto questo ricamo con filo verde e poi se vuoi usciamo nel centro e faccio un piccolo nodo con lo stesso filo in croce, lo faccio
così. Nascondo il filo ed ecco, questa sarà il nostro quadrifoglio per Dida, la nostra brucchina. Per fare la foglia abbiamo bisogno di questo filo d'incato sottile di circa 0,5 mm spessore, una lunghezza di 30-40 cm, dipende del filo con cui lo lavorate, ma se è troppo lungo il filo si può tagliare l'estremità alla fine. Abbiamo bisogno anche di un filo ciclamino, un rosa più chiaro se volete, un marrone e un altro verde, un'altra tonalità di verde. Per questa foglia io l'ho fatto per il bruco e per questo ho usato un'altra tonalità di verde. Questa foglia non lo lavoro direttamente, non faccio il video per la foglia, ma posso spiegare un po'. Lo schema è messa sul schermo. Si inizia con 30 catenelle, dalla seconda catenella si lavora in colore ciclamino. Dopo lo schema, il primo giro, 2 punti bassi, 2,5 punti alti, 5 punti alti e così fino a arriviamo all'altra estremità della catena, dove si lavora nell'ultima catenella 3 punti bassi e poi si lavora sull'altra parte della catena, seguendo lo schema. Quando si arriva qui si cambia il filo con filo marrone, io questo filo l'ho usato e lavoro attorno della catena iniziale. Nel penultimo giro dobbiamo lavorare dopo il filo, insieme con il filo. È un po' difficile, ma si può lavorare e così iniziamo a lavorare il terzo giro dopo lo schema. Dopo che lavoriamo l'ultimo giro di questi ricciolini verdi, si lavora normalmente già il filo è inserito. Quando arrivo alla fine avvolgo lo filo verde sulle due estremità e se è un po' più lungo posso tagliare queste. Si ferma questi fili con una colla universale trasparente o potete usare una colla calda con silicone caldo. E queste, per dare una forma più bella, io ho modellato questa foglia avendo il filo. Si può fare un modello come desiderate. E questa è la foglia per il bruco.